teniamo sempre questi qua. Se avete trovato una posizione in cui siete comodi, direi che possiamo partire. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e io vi ringrazio per essere venuti a questa presentazione che possiamo dirlo è anche un anniversario e così è stato inteso anche il titolo della serata, Fireball 1983-2023. Gli anni sono passati, ma insomma era gennaio dell'83 e usciva una fanzine a Padova e oggi siamo qui per presentare il libro che alla fanzine è stato dedicato. Io, per chi non mi conosce, sono Riccardo Pasqualini, sono l'autore di questo testo, Fireball, l'avanguardia dell'heavy metal negli anni 70 e 80 a Padova nel Veneto, che è uscito per Crack Edizioni nel 2022, quindi da pochissimo, però io devo ringraziare anche tutti quelli, e vedo che ce ne sono anche diversi questa sera, che hanno già acquistato il testo, che l'hanno già letto e ho ricevuto dei commenti veramente lusinghieri, di cui voglio ringraziare tutti quanti. È stato veramente un piacere vedere questo fervore che si è sollevato di nuovo dopo tanti anni attorno a questa iniziativa. Allora, io non sono un critico musicale, io sono uno studioso di storia locale, storia veneta. Solitamente mi dedico più allo studio del Settecento, dell'Ottocento veneto, ho fatto anche degli studi sul Novecento. Fireball non è fuori dal mio percorso di studi, perché il mio desiderio sarebbe quello di fare un'ampia ricerca, una storia, potremmo dire, delle dottrine anche politiche nel Veneto, che copra questo ampio raggio, e vi garantisco che anche Fireball fa parte di questa mia ricerca e mi ha dato veramente moltissime soddisfazioni. Il mio ambito di studi si divide essenzialmente in tre. Io vado avanti verso tre direzioni: da un lato c'è la filologia, dall'altro c'è la storia, nello specifico la storia delle dottrine politiche, e dall'altro c'è la geografia. Ecco, in Fireball si è riversato tutto questo. Spero che qualcuno magari abbia notato anche questo taglio particolare, insomma, che è stato voluto e reso possibile anche dalle persone, insomma, che in prima persona sono state intervistate per creare appunto questo libro intervista, che sono i fratelli Ferro. Allora, vedo che qui c'è una grande quantità di persone che sicuramente sanno già che cos'è Fireball. Vedo presenti anche alcune delle band che sono state sotto Fireball Management. Mi sembra di vedere gli Strister, mi dicono. Ci sono una parte importante della storia del rock e del metal qui nel Vicentino. Allora, Fireball è stata una fanzine padovana nata appunto nel gennaio dell'83, poi è durata fino al 1985, che non è assolutamente poco per una fanzine, ma Fireball può essere anche definita una rivista amatoriale per la qualità che aveva raggiunto. Fireball è stata creata dai fratelli Ferro, Antonio con qualche anno in più e Renato più giovane, che però lo ha seguito dall'inizio di questa avventura sempre. Ecco, ma Fireball è stata anche management per l'organizzazione di concerti, per seguire i gruppi italiani, anche da molto distante, anche gruppi da Napoli, gli Wizard per esempio, sono ricordati tutti in questo libro. E poi è stata anche, diciamo, una piccola casa discografica. Ci sono dei dischi che sono usciti per Fireball. Possiamo ricordare la compilation Surgery of the Power, possiamo ricordare il disco dei Fly Charm, e anche dischi che ai noi, come leggerete nel libro, sono usciti soltanto i promo, ma poi non è uscita propriamente, diciamo, la versione ufficiale distribuita. Erano anni difficili in cui era veramente complicato anche distribuire i dischi, farli circolare, non si avevano gli strumenti che si avevano oggi, e Fireball ha reso possibile delle cose che forse erano impensabili, facendo divertire tanti ragazzi che oggi sono qui con qualche anno in più, ma che sono convinto che hanno passato dei bei pomeriggi, delle belle serate, delle belle giornate, dei begli anni, anche grazie a tutto il sacrificio che, c'è da dirlo, Antonio Ferro ha fatto in prima persona, mettendoci tanto impegno, tanto passione, qualcosa di forse anche di inspiegabile, di apparentemente oltre le sue forze. Che dire di più? Questo libro appunto è un libro intervista, non è un saggio storico. Possiamo dire che sono dei documenti che potrebbero servire per scrivere
una storia dell'heavy metal a Padova, in Veneto, forse in Italia, per chi vorrà. Del resto Fireball non è soltanto un prodotto locale, cioè regionale. Fireball ha avuto un peso a livello italiano e i redattori di Fireball sono citati, sia i caporedattori sia Antonio che Renato sono citati anche nei ringraziamenti di dischi di band estere di un certo peso, insomma. Vi dicevo, io non sono un critico musicale, sono andato a intervistare i fratelli Ferro, abbiamo realizzato questo libro intervista, un dialogo alla volta, abbiamo ricostruito la storia della fanzine, del management, ho integrato il testo con dei commenti, delle note e anche con la ripubblicazione di alcuni articoli originali dell'epoca che secondo me completavano il quadro storico. Non è stato possibile al momento ristampare tutto quanto Fireball in un unico volume, ma io direi che per gli appassionati qualcosa si può fare e prossimamente ci lavoreremo. Per chi lo richiederà potrebbe essere possibile avere un volume con l'opera omnia, diciamo, dei fratelli Ferro e dei loro collaboratori dei Fireball. E quindi, che dire, io ho cercato anche di dare un taglio filologico a questo libro. È vero che io non sono un critico musicale, ho scritto qualche recensione in passato, ma poca cosa, ero anche molto piccolo, però non sono nemmeno l'unico che apparentemente si occupa di altro che ha fatto un lavoro del genere. Per esempio all'Università di Sfax, Tunisia, c'è Patrick Sheriff, che è un italianista, uno studioso di Dante, che ha fatto un libro sul rap in Italia, genere di cui a me non frega assolutamente nulla, però altrimenti probabilmente non sarei qui. Nicola Dal Corno è un docente dell'Università di Milano, è uno studioso di storia delle dottrine politiche, ha studiato praticamente gli stessi autori che studio io e ha fatto un libro sul beat e uno sul punk, delle ricerche di questo genere, per dire. Per cui insomma non sono il primo e spero insomma di non essere nemmeno l'ultimo che riuscirà a tirare fuori questo sottobosco, questa storia che è rimasta un po' sotterranea e che doveva venire fuori. Ecco, io credo che molti che sono qui presenti forse erano anni che non vedevano i fratelli Ferro, che non vedevano magari degli amici dell'epoca, quindi io spero che sia una bella rimpatriata per tutti. Adesso io lascio la parola ai due creatori di Fireball, perché voglio che anche voi proviate quello che ho provato io quando mi sono seduto a una tavola con loro e hanno iniziato a raccontarmi la storia di questa impresa eroica del metallo italico. Quindi lascio la parola a loro e vi ringrazio ancora tutti quanti per essere qui questo pomeriggio, questa sera con noi. Grazie di cuore a tutti quanti. Prego, Antonio, Renato. Beh, anch'io vi ringrazio per essere venuti qua questa sera, ringrazio Flavio Alessi, che ci conosciamo da tantissimi anni, per aver dato ospitalità al Pick-up. Il Pick-up è il negozio per eccellenza. Io ho cominciato a frequentarlo nel 1980-81 e ho sempre trovato quello che cercavo, addirittura ci siamo aiutati a vicenda per trovare del materiale che poi lui ha ordinato all'estero. Mi ricordo una sera, addirittura un piccolo aneddoto, siccome eravamo in 5-6 che erano così fanatici per trovare queste novità che si trovavano solo in certi negozi all'estero, ho telefonato 7-8 volte al negozio finché lui aspettava questi pacchi di dischi che arrivavano in ferrovia. Beh, cos'è che ho fatto io? Per fregare tra parentesi gli altri, ho fatto finta di star male sul lavoro, ho preso la macchina e mi sono precipitato qui alle 7 di sera, 8 di sera, abbiamo aperto insieme i pacchi, non so se lo ricorda, e abbiamo tirato fuori un sacco di cose pazzesche che anche adesso non si trovano. E il giorno dopo, alla mattina, quando sono arrivati gli altri, purtroppo, ma lì era veramente una guerra a quei tempi, era un piacere, scusate se c'è qualche piacere orgasmico di riuscire a avere qualcosa in mano che era difficilissimo da trovare e che dava soddisfazione, andare nei negozi, andare a Milano, Bologna, cercare, andare ai concerti, capito? Riempiva veramente di... Il fatto di aprire i pacchi insieme comportava anche il fatto di scoprire qualcosa di assolutamente nuovo, perché non ci si aspettava magari questo tipo di cose, questo tipo di musica, per cui si apriva e si metteva su e si sentiva qualcosa e diceva, sono veramente
veramente fuori e tutti insieme si godeva di questo momento, proprio i parchi lì aperti insieme con... No, ma in quel caso lì, quella sera lì, a parte le altre volte, Sì, no, ma io ma sì, altre volte sì. Facevo anche altre volte con i clienti. Era una coppia, due coppie, mi ricordo per esempio qualche gruppo, i Sarcophagus, gruppo che a quel tempo era mito, poi l'hanno ristampato 10 volte, però erano cose che aveva solo lui, erano arrivate 10 minuti prima, quindi lì c'era proprio l'assillo, oppure quando andavi a Milano a via Colonna, vabbè, quel negozio specializzato a Milano in cui arrivava quando usciva l'album dei Judas Priest, capito, nuovo, c'erano 150 persone fuori che aspettavano e ne andavano via 500 copie in un pomeriggio. Adesso impensabile, invece adesso impensabile, ma a quel tempo là succedeva veramente, capito? Cioè i negozi, parlo dell'heavy metal naturalmente, poi chi per altro genere. Tornando al nostro discorso, mi sono d'accordo con Pasqualin, mi sono messo d'accordo che per fare questo libro avrei accettato di farlo se si fosse fatto prima un'analisi sul momento sociale e politico del Veneto e di Padova in quel periodo, cioè per far capire cosa spingeva un giovane ragazzo a spostarsi verso certi generi musicali, per me almeno. Ed penso che naturalmente non si è affrontato soprattutto quello perché il libro è musicale, però si è cercato di far capire cos'era Padova, specialmente con la scusa che aveva l'università più grossa, era il punto di riferimento, quindi i punti di riferimento bellissimi da una parte e tragici dall'altra degli anni 70 e degli anni di piombo che il sottoscritto ha vissuto personalmente, quindi ho cercato di far capire come quegli anni lì chi era come me, che aveva uno spirito un pochino, diciamo così, ribelle, per dire che un ragazzo a 9-10 anni negli anni 60 leggeva Diabolic, Satanic, chi si ricorda quei giornaletti là, di nascosto, hai capito, perché i genitori non volevano, e poi successivamente anche a 13-14 anni le riviste politiche, eccetera. Era uno che era un po' ribelle rispetto a quello che era il panorama standard dei giovani italiani, chiamiamoli così, piccolo borghesi. E, un piccolo aneddoto che io dico sempre quando comincio queste osservazioni, che tutti avrete studiato l'Iliade e l'Odissea naturalmente, no? Beh, io ero l'unico a scuola e che successivamente che parteggiavo per i troiani. Cioè, tutti erano per i greci, Achille, bellissimo, eccetera. Io parteggiavo invece per i troiani, perché quindi l'elemento più debole, coloro che erano visti male, coloro che erano più deboli, capito? Credo la figura di Ettore, quella che era per la patria, per la famiglia, che si è sacrificato la vita, sapendo che sarebbe morto, capito? Se diamo per scontato che sia vero quello che è raccontato naturalmente. E questo è quello che mi ha spinto ad andare un po' controcorrente, soprattutto il mio spirito, che naturalmente è un fatto anche emotivo, di musica, di nervi, eccetera, ma prima è stato uno spirito nervoso, sociale, di carattere, hai capito? E successivamente ho cominciato a frequentare i concerti. Il primo disco che ho sentito a 17 anni, cioè avevo comprato prima anche di 45 giri, però roba non... Il primo disco che ho comprato è stato Machine Head dei Deep Purple nel 72. Il primo brano che ho sentito naturalmente, avevo nemmeno 17 anni, era Smoke on the Water naturalmente. E poi Deep Purple rock, e poi Black Sabbath, e Led Zeppelin e tutto il resto, è andato avanti fino a svilupparsi all'inizio degli anni 80 con la New Wave o British Heavy Metal, dove si sono riaperte le frontiere per i concerti in Italia, anche a Padova, a Bassano avrete visto, sono suonato anche i Saxon qua vicino, però a Padova siamo riusciti a vedere gli Iron Maiden, siamo riusciti a vedere Anthrax, Dio, Gillan, siamo riusciti a vedere dei bei concerti, ma naturalmente Milano era un plus ultra, io ero 7-8 volte al mese a Milano, sia per comprare dischi quando non li prendevo qui,
e poi per vedere i concerti. La fanzine è nata, non è stata la prima ce ne sono stati altri, è nata l'idea nel vedere che ero stanco di prendere le notizie e di vederle stampate solo sui giornali stranieri, New Musical Express, Kerrang, quella roba lì che facevi anche fatica a trovarle. Allora ho cominciato rubando un po' di notizie anche da questi giornali, però puntando sull'heavy metal italiano a fare una cosa prima molto spartana e poi successivamente coi mezzi che c'erano all'epoca non si poteva stampare, si faceva fotocopie, cercando di migliorarla il più possibile. Successivamente quando hanno cominciato a diffondersi le fanzine stampate, i giornali tipo HM, Flash, Metal Shock, non c'era più motivo di andare incontro ai sacrifici di una fanzine autoprodotta e fotocopiata, anche perché i costi erano superiori ai ricavi. E allora successivamente sono passato nell'organizzazione dei concerti, o contemporaneamente nell'organizzazione di concerti di gruppi italiani, ho collaborato per gli Anthrax, per Dio, per i Metallica, e con alcune delusioni anche, che sono scritte chiaramente sul libro, specialmente per dire un nome, tanto per dire, non dire un cognome, ma solo un nome, Metallica, grossa delusione. Dopo potranno anche essere dei nuovi dei, però dal punto di vista umano, almeno in quell'anno lì si sono dimostrate delle M.E. E poi anche vedere come si organizzavano i concerti in maniera professionale, vedere per esempio a noi, per farvi un esempio, a noi il gruppetto che arrivava, che faceva nella sua città 30 persone, voleva trovare la batteria pronta, voleva avere chi gli facesse sound check al posto suo. Qua i Warrock, che erano di supporto a Dio, che a quel tempo era una band conosciuta, si sono portati gli strumenti sul palco da soli, ma i componenti, noi Rodi, perché non avevano Rodi, se li sono portati e si sono smontati da loro, per dire com'era la situazione a quel tempo. Noi italiani, invece di fare tanto, come si dice quando è grande soni, avremmo potuto anche imparare dall'estero cosa vuol dire professionalità, veramente cosa vuol dire passione per la musica. Si affrontano tanti sacrifici. Da lì poi concerti, molte soddisfazioni ai concerti, perché quando dei gruppi stranieri facevano 50-100 persone, qui facevamo 500 persone. Cioè, nei concerti con gli Helloween, Vanadium, Revenge, Occulta, e chi più ne ha più ne metta, facevamo 500, 600, 700 persone. L'ultimo concerto che ho organizzato, che non l'ho fatto qui, l'ho fatto in provincia di Brescia, solo col passaparola, in una discoteca, c'erano più di 1000 paganti per i Death SS. Vabbè che era 1990, però dico, cosa vuol dire? Vuol dire soddisfazione anche, perché facevi sacrifici, attaccare manifesti di notte, non autorizzati naturalmente, poi andare in giro per chiedere i permessi, contattare i gruppi, non c'era internet, tutto col telefono, le letterine, e quindi pensate alla difficoltà. E tornare indietro col tempo adesso, per concludere, perché sennò finiamo più. Per concludere mi ha fatto piacere ricordare con gli anni, però con una piccola amarezza, che vorrei dire che non mi dispiace tornare indietro, che l'ho fatto con molta passione e ne sono orgoglioso, però avrei preferito che qualcuno mi desse una mano. Non ho trovato pochissime persone, alcune delle quali tra l'altro non sono qui, che avrei voluto ringraziare personalmente, che mi hanno dato una mano veramente, ma che mi avessero dato una mano per organizzare i concerti e per far andare avanti anche la fanzine, che sarebbe potuto andare avanti magari in maniera più professionale un altro anno e mezzo. E i concerti, avremmo potuto fare dei concerti più professionali, avendo più disponibilità, non tanto economica, ma disponibilità di gente che desse una mano realmente a fare il palco, a contattare i gruppi, a attaccare i manifesti, tante cose. Che adesso chi è che fa più? Insomma, dai mani all'agenzia, fanno tutto, attaccano, eccetera, che una volta era tutto diverso. Quel palco gli dai in mano gli strumenti, piccola, e chiudo, piccolo coro. Per esempio, il concerto che abbiamo fatto, non so se qualcuno di voi era qui, Severance, Steel Crown e Hot Honey, che poi da lì è nato il famoso chitarrista Alex Favaretto, che poi è diventato famoso per i Dokken, eccetera. L'abbiamo fatto il Pio X, bellissimo teatro, bellissima acustica,
però è un teatro dei preti. Per suonare bisognava... Cosa è successo? Che naturalmente il cantante, Gable, che non è che fosse il massimo di finezza, bellissima voce, ha mollato un paio di bestemmie, succede che ci muore. Volevano sospendere il concerto. Arriva fuori, assolutamente chiudiamo, quindi proprio pensare a metà preparativi, proprio pensare della suore, ma no, si è svegliato, non ha detto Dio, ha detto zio, ha capito male lei, e tutta una serie di robe per cercare di fare com'era la situazione a quel tempo. Quindi anche questo a un certo punto sono crollato dal punto di vista nervoso, anche perché io ho una famiglia, figli e altre cose, per cui... Però, ripeto, è stato bello, però non ritornerei indietro, è stato molto faticoso. Grazie. Allora, io sono il fratello piccolo, Renato, ho una decina d'anni meno di Antonio, e ovviamente quello che ha vissuto lui, diciamo, io l'ho vissuto in versione, diciamo, un pochino più ridotta, vista anche la mia anagrafe. Io al tempo di Fireball avevo 17-18 anni e ho vissuto tutto quel momento, la nascita della New Wave of British Metal in maniera molto molto passionale, molto forte, in maniera veramente molto molto entusiastica. Io mi sono concentrato soprattutto, mentre Antonio ha curato, e l'ha detto in modo chiaro, anche la logistica della fanzine, io soprattutto mi sono curato nelle recensioni. Ho scritto buona parte delle recensioni, attorno insieme a loro, e ovviamente io ho vissuto in prima persona, diciamo a 17 anni, tutta questa crescita, diciamo, emozionale di questa musica. Ecco, una cosa che ho ricordato anche, e vorrei anche testimoniare qui in questa sede, con alcuni anche dei ragazzi di una volta che abbiamo incontrato, la passione che c'era in quegli anni nell'ascoltare la musica e nel reperirla e cercare anche tutta quella serie di informazioni che ci giravano intorno. Non c'era internet, non c'era nulla, praticamente era un passaparola. Io mi ricordo praticamente la passione nel cercare nei negozi di dischi il 45 con retro inedito, la passione di portarsi a casa il disco appena comprato, magari con la paghetta settimanale dei genitori, invece di andare in discoteca si comprava il disco, mettersela in cuffia perché altrimenti i genitori rompevano le balle, altrimenti era troppo alto, e ascoltarsi un disco dall'inizio alla fine. Chi di noi o i nostri figli, i nostri conoscenti ascolta ormai un disco dall'inizio alla fine? Dall'inizio alla fine, cogliendone ogni momento, ogni passaggio, ogni sfumatura. La musica intesa in quel periodo è anche veramente cultura. Infatti quello che ringrazio, praticamente anche questo libro, è un'opera di vera preservazione culturale, a mio giudizio. Culturale nel senso di un periodo, di una passione che c'era in quegli anni, che adesso ahimè non c'è più. Non voglio dire che sia meglio, non voglio far parte di quelli che dicono il passato era migliore, adesso non c'è niente di buono, però sicuramente il modo di fruire la musica e l'impegno che c'era nell'ascoltarla, reperire anche i supporti, era qualcosa che adesso non c'è più, ed è una cosa che a me manca molto. Infatti io sono un grande collezionista anche di cose passate, e di questo vi racconto anch'io un aneddoto. Praticamente quando andavo a scuola, ancora l'ultimo anno di ragioneria, c'era la fanzine Fireball, io ho bruciato da scuola, proprio a quel tempo si diceva così, sono scappato da scuola una mattina, però non sono andato nei bar a giocare a macchinette o altre cose, sono andato in una biblioteca universitaria e ho scritto una recensione. Ho scritto la recensione di un album di Loudness, tanto per dire quando la passione era addirittura superiore, vabbè, alla scuola ci voleva poco, la verità, però insomma era passione, cioè non sono andato a divertirmi, sono andato a fare qualcosa che era impegnativo, perché a quel tempo, ragazzi, non è che il computer che scrivevi a mano l'articolo, dopo dovevi batterlo a macchina, ma la macchina, quella da scrivere con Olivetti, che sì, sbagliavi qualcosa, scolorina, era faticoso, molto faticoso. E questo vuol dire che valeva ancora di più, perché il prodotto di Fireball che usciva era qualcosa di artigianale, costruito con le decalcomanie. Non c'erano i programmi grafici, erano tutte le cose ripassate, alcuni disegni li ho fatti io a mano, con piano, fortunatamente ero bravo in disegno. Mi ricordo ho fatto delle copertine, le ho disegnate io, proprio perché era passione. Mi mettevo lì la sera con la lucetta, i miei erano a letto perché mi dicevano che perdevo tempo a fare quelle cose lì, e facevo tutte queste cose. Quindi è stato veramente 3 anni di grande impegno. Io tra l'altro proprio in quel periodo sono andato militare e purtroppo sono mancato un anno, nell'84, perciò non ho potuto seguirlo precisamente. Dopo la chiusura di Fireball come fanzine io ho proseguito, io ho recensito, ho fatto praticamente partecipato a recensioni su Metal Shock e su Rockerilla, ho scritto per un determinato periodo, ho fatto anche qualcosa di più
professionale, inteso non a livello economico, ovviamente sempre per pura passione, però ho fatto una carriera di scritto di recensione musicale, poi ho fatto anche carriera di radio, ho fatto un programma radio che è terminato praticamente dall'85, è terminato fino ai primi al 2012 mi sembra, quindi anche lì un programma di radio specializzato in heavy metal, quindi diciamo tutta la mia vita praticamente è tuttora permeata nella passione che però devo dire in quegli anni aveva raggiunto l'apice totale, ed è questo, in questo momento voglio ricordare, prima parlavo con dei ragazzi, ho detto esattamente quello che mi preme proprio, che questo libro trasuda passione, ricordi di come ci voleva poco praticamente per costruire qualcosa, bastava volerlo, ed è la passione che si è tramutata praticamente, a questo punto possiamo dirlo, anche in storia. Grazie. Ecco, direi che siete stati magnifici. Se ci sono delle domande da parte del pubblico, approfittatene, insomma. Direi che è una bella riunione. Io ho una domanda per Antonio. Io sono un ascoltatore di Radio Testina. Io dalla Val di Lasi, l'Est Veronese, che a volte la prendevo bene, a volte la prendevo male. Per 2 anni le sta l'unica fonte di informazione che mi aveva sulla musica metal, perché cosa che era? Le riviste di musica leggera, che era qualche articolo, video music, chi la prendeva, chi no. Volevo chiedere fino a quanto è durato dopo quel programma lì, ti ha dato qualche soddisfazione? Perché prima parlavi di soddisfazioni, delusioni. Intanto bisognerebbe ringraziare che qui non c'è questa sera, Ghiotto Nereo, che è quello che mi ha dato molte possibilità di partecipare direttamente, è andato avanti con una trasmissione che era molto seguita perché avevo un'ampia zona, non so come mai, perché poi è andata a est, prima era all'Ozzo Testino, la radio, poi è andata a est, avevo diciamo, un territorio ampio perché arrivava dalle parti di Verona, poi arrivava fino a Ferrara e quindi era sentita bene, mi ha aiutato molto per avere la pubblicità dei concerti, eccetera, anche per fare, abbiamo fatto un'intervista con i Vanadium in radio, e quindi è andato, penso che sia andata in onda fino al 90-92, poi io, Nereo sono diversi anni che non lo sento, però altri non tanti anni, hai capito, dopo, perché anche per lui, hai capito, doveva andare da Vo fino a Este, non è che fosse lontanissimo, però sono sempre avanti e indietro, eccetera. Comunque è durata fino all'inizio anni 90. Sì, inizio anni 90. Poi non ho più seguito, sinceramente, non vorrei dire, andrebbe a sentire lui se si ricorda bene. La sua trasmissione è andata avanti, ma questa di Nereo aveva una diffusione più ampia come territorio, hai capito? È stata molto utile come fonte pubblicitaria e ti dirò che lui era abbastanza, come dire, chiuso su certi generi, no? Lui mandava anche in onda sulla settimana, che faceva 2 volte alla settimana, mandava in onda anche 5-6 volte lo stesso brano. Quel brano lì, se tu avessi voluto fare la pubblicità di quel gruppo per vendere, capito? Siccome lo ripeteva continuamente, ne avresti comprato una marea di copie, perché lui aveva preso dei Coney Edge, mi ricordo. Lui l'ha mandato in onda un sacco di volte, bellissimo disco, un sacco di volte dico, ma cambia qualcosa, vedi su novità. Allora, lui prendeva pochi dischi, io ne prendevo molti di più, lui portava le novità, allora quando c'ero io mettevo su qualche novità, se no trasmetteva, per esempio anche è stato uno dei primi che poi è stata rivalutata, la sigla che era quella degli Holocausto, Metal Mania, è stata celebrata, però è stato uno dei primi. A quel tempo non c'era nessuno che faceva programmi di una certa cosa, per cui bisogna dargli credo. Ma volevo tornare sul discorso, che una piccola cosa, ricordare 2 persone importanti dell'heavy metal italiano che non ci sono più. Vincenzo Barone, che è morto da poco, di HM, con il quale era un amico, e per dire come si cambiano le opinioni, lui aveva una brutta opinione su di me, e gli avevano raccontato roba. Sono andato a Roma perché io avevo un gruppo che si chiamava Wild D, un gruppo che faceva class metal, erano amici suoi. Ci siamo trovati, siamo stati un paio di ore a Trastevere, mi ricordo, a parlare, e lui alla fine, oltre ad avermi pagato alla cena, ha parlato in Wild D, guardate che avete trovato un ragazzo, ha detto che veramente non perdetelo, perché è veramente in gamba. Da quella volta lì
mi ha fatto addirittura un'intervista con Fly Charm, a colori di 4 pagine, che è uscito l'album. Poi purtroppo avrebbe dovuto farne una con Lecce Crystal a colori, che poi è uscita in bianco e nero dopo, perché lui purtroppo HM è fallito praticamente, è diventato un quotidiano, e quindi poi c'era un'altra testa di cazzo che ha fatto l'intervista, purtroppo, ti ricordo l'intervista, e quindi che ha cambiato un po' tutti i valori. Mi ricordo lui e poi un'altra persona che è morto 2 anni fa. Non eravamo in buonissimi rapporti, però bisogna dire che ha fatto molto per l'heavy metal, che ha diretto Flash e Metal Shock, cioè Klaus Byron. Ecco, mi ricordo questi 2 ragazzi qui perché sono morti giovani, capito? E sono quelli, capito? Gli altri sono ancora vivi, perché Beppe Riva è ancora vivo, e Vegeto. E poi anche il DJ con il quale sono stato spesso a Milano e ho fatto interviste di Radio Lombardia, di Radio Peter Flowers, che è ancora vivo e sta bene. Però volevo ricordare Garavelli trasmette ancora, certo. Volevo ricordare questi 2, anche perché in questi ultimi tempi di morti ce ne sono stati abbastanza, da Jeff Beck a quello chitarrista, cioè il batterista di Bachman Turner Overdrive, e poi anche se non fa parte dell'heavy metal, come si chiama, Crosby, l'altro giorno, e quindi direi che è giusto ricordare queste persone che nel proprio ambito, nel proprio piccolo, hanno lasciato un'impronta importante. E ultima cosa, sempre sul programma, era un programma fatto con i dischi vostri, i tuoi di Nero, non era mia la radio che vi forniva qualcosa, che se poi... impensabile. Quindi proprio... Allora, ti spiego, noi ce li pagavamo noi, mai avuto niente, mai. E Radio Peter Flowers sarebbe diverso, perché siccome Radio Peter Flowers, lui lavorava lì dentro, era pagato, lui faceva quel programma e allora faceva un po' la pubblicità a Radio Peter Flowers a Milano, a Mariposa, e quindi a forza che passava i dischi, perché grazie a lui vendeva 100 copie in più, hai capito? Però ti dirò che molte cose me le ha date anche Garavelli di demo, perché lui arrivava di tutto, per conto demo là nella zona. La cosa che mi dispiace è di non riuscire, adesso so che è uscita un'etichetta che ristampa alcuni dischi in vinile, però sono abbastanza cari, ristampa i dischi in vinile, magari 3 pezzi, 4 pezzi, in provincia di Udine, Tarcento. Laura Records. Sì, Laura Records, sì. Gianluca Sinico. Sì, Sinico. Ecco, solo io non l'ho visto, ma ha detto mio amico Walter di Pordenone che fa un lavoro fatto molto bene, però tanto lo fa su richiesta, cioè non lo fa 50 copie, eccetera, su richiesta, lo fa personalizzato, è fatto molto bene, però secondo me 25 euro, 30 euro è un po' pesantino, bisognerebbe, infatti sto parlando con loro in questo periodo per vedere se riusciamo a fare qualcosa in CD. Io ho una montagna di materiale, di demo, italiane, straniere, americane, australiane, ho la casa, potrei riempire 4 volte questo negozio se avessi la casa così grande, però bisognerebbe sfruttarle, saperle però economicamente. Chi è che ti stampa al giorno d'oggi anche un master di un gruppo americano sconosciuto? Quindi bisognerebbe pubblicizzarlo tanto, fare la copertina. Per esempio, qua domanda a Flavio, stamperesti 500 copie di un gruppo? Adesso è cambiato tutto, adesso il mercato, infatti prima diceva Renato, volevo sottolineare il fatto che prima c'era un attaccamento alla cultura, adesso la cultura non c'è, adesso c'è la ricerca di qualcosa dell'oggetto della cosa, per cui si fanno 300 copie, 200, 500 copie a un prezzo più alto, anche 30 euro, e vanno vendute 300, quindi sono 300 persone che magari non gli piace neanche tanto il disco, ma dice lo prendo perché domani vale il doppio, perché non si trova più, perché ne ha fatte 300, io ho comprato a 30 euro, ma domani lo rivendo online, su eBay, su qualsiasi piattaforma, anche su Amazon, usato o nuovo a 60 o a 90. Quindi c'è anche gente che vive di questo, un sacco di ragazzi vivono in questa maniera qua.
È una Perché speculazione, la speculazione però. No, praticamente Ma è cioè, come il collezionistica, mercatino delle cose, non è più solo per la musica. delle cose vecchie, non si trova più, ce l'ho solo io, se lo vuoi, così. Le stampe adesso non sono 3.000, 5.000 come una volta, sono 300, 500. Che costano tanto. Anche perché il costo è uguale, fanno i 300, fanno i 1.000 più o meno uguale. Per cui ne fai 300 e siccome sono limitate, numerate, fatte bene, il giorno dopo diventano un oggetto particolare e richiesto. Quindi è tutto da vedere, nel senso, secondo me tu hai sicuramente delle cose che le 300 copie o anche le 500 NLP vanno sicuramente meno, perché adesso il mercato non è come una volta avevamo un negozio a Bassano e vendevamo a Bassano, adesso si vende in tutto il mondo, quindi quando tu stampi le 500 in una settimana tutto il mondo sa che sono 500 copie di un gruppo particolare che non si trova più, che ha fatto storia, però era sconosciuto e tutto quanto. E quindi secondo me adesso tu potresti dedicarti a fare un'etichetta tua con delle produzioni. No, piuttosto adesso, visto che adesso hai tirato fuori, io andando avanti verrò qui a parlare un po' con te di queste cose. Beh, Che abbiamo magari Boris Fulan che qui, che insomma ha la sua etichetta, stampa cose poco conosciute dimmelo cazzo così. Vabbè, prima o dopo. e quindi sicuramente ti dà un'idea. Una volta era un disastro, ma leggevo prima Halloween sul Discotto. Il Discotto è una famiglia che distribuiva dei dischi, non si sapeva neanche loro cosa vendevano, e dopo sono anche falliti per una gestione. Quindi non c'era la distribuzione, c'erano tutte le difficoltà che dicevi prima, invece adesso è cambiato tutto. Forse sono meno appassionati, un po' più affaristi, collezionisti, eccetera. Però il mercato c'è e poi è ripartito il vinile e quindi motivo in più per stampare delle cose che non si sono mai trovate. È un fatto sicuramente di collezionismo, perché io mi sono informato, poi in giro non so i dettagli, però stampare un CD costa molto meno che fare un LP, capito? Per cui se tu ne stampi 500 copie di un CD, a parte la più semplicità di usufruirne, Spendi più di SIAE che sì, appunto, dico, però 500 copie e lo vendi anche a 12, 13, 15 euro, capito? C'hai un certo ricavo, invece per avere un certo ricavo con i vinili lo devi vendere a 25-30 euro, altrimenti no. Sì, adesso il vinile è aumentato parecchio, però in fabbrica insomma con 5-6 euro stampi un vinile, no? Poi c'è la SIAE, poi c'è l'artista, ma in questo caso anche l'artista è anche difficile da recuperare per dare i compensi, quindi diventa un po'. E comunque secondo me ci sono anche cose che tu avrai in CD e che non sono mai uscite in LP, quindi molti di queste persone che hanno comprato all'epoca un CD non hanno mai avuto la possibilità di averlo in LP e lo prenderebbero adesso. Per esempio, tu hai fatto un esperimento una volta che hai stampato il rovescio della medaglia, Io come io, Sì. che era già, non era mai uscito come CD, no? Sì. Hai mai pensato di fare esperimenti simili con roba che non è mai uscita, che è ancora negli archivi della RCA o altre robe? Sì, lì ho stampato la versione medaglia perché il settore prog era quello che conoscevamo meglio, avevamo clienti un po' in tutto il mondo e sapevamo che più o meno avremmo venduto. Nel metal avrei bisogno del tuo aiuto o di altri che mi dessero dei consigli, perché io certi gruppi metal li conosci tu, ma io non li ho neanche conosciuti all'epoca, pur avendo il negozio. E per le tirature o perché non arrivavano, non si trovavano, sai com'era. E quindi è rischioso, ma si inizia con una spesa minima, no? Perché tu stampi 300 copie di un CD e 300 di un altro CD, hai speso 1.000 euro, non vanno via, ti fermi. 1.000 euro sono andati, però se per caso vanno puoi No, continuare. ma io la domanda proprio facevo specifica al progressivo italiano, i Silent Is, gruppi che non sono mai usciti. Era molto stato fatto anche che li scegli in edicola. Sì, ma no, quelli sono i gruppi principali però. Sì. Se le ristampe sono i gruppi principali, dei gruppi che io per esempio facevo un esempio, tu hai fatto quello lì, parlando, mi viene in mente il rovescio della medaglia, ha fatto un quarto album che non è mai uscito, ha fatto 45 giri là, Anglo-Saxon Woman, che poi vabbè insomma, e poi ha fatto un master che è rimasto negli archivi della RCA, che è lì impolverato, eccetera.
probabilmente tanti non sanno che c'è o non vedono le possibilità di mercato di offrire questo, ma secondo me se fosse venduto a prezzi accettabili, perché tanto cosa lo tengono a fare la muffa, non lo so io, magari potrebbe anche Sì, quello come altre cose se ci sono cose indipendenti, se sono cose della Sony, devi chiedere alla Sony di farlo, e allora te li fanno loro a un prezzo più alto, e quindi là diventa poco conveniente. Cioè se è un master della Sony, un gruppo sotto contratto Sony a quell'epoca, il master è suo, e quindi la Sony non ti dice o lo stampo io, te lo vendo a un prezzo caro, oppure lo stampi tu su licenza e mi paghi la licenza. Molti fanno così adesso, le case discografiche ormai sono ai minimi storici, no? Danno metà del catalogo a gente come me e te che hanno delle idee e rischiano di proprio e stampano, fanno, sbrigano. Sì, ma a livello economico quanto viene a costare una licenza così? Boh, adesso dipende cioè se è una cosa che Penso che venga a costare se è una cosa tantissimo. che non gli interessa te la danno un poco. No, se sei un inedito dei Litfiba, per esempio, capisco, ma se è un inedito del Rovescio Ma anche Alminale, no, adesso stiamo stampando con delle etichette di nostri amici delle cose dell'Universal, che sono del rap italiano, delle cose così, e, insomma la licenza sono cose che loro anche se mettono fuori stampano 500 copie, quindi gli conviene dartele a te in blocco. Adesso non ho idea dei prezzi delle licenze che noi facciamo. Di solito ci facciamo fare noi 500 copie, 1000 copie, ce le mandano, ci mettiamo d'accordo sul prezzo e basta. Però non fanno quasi più niente, non hanno coraggio, non hanno neanche le persone che conoscono queste cose all'interno di queste case, quindi anche per loro è difficile pubblicare una cosa, non sanno che mercato si fa adesso, il mercato è tutto adesso, no? È prog, è metal, è jazz, è tutto. copie dei Maneskin così. Sì, a meno che se sono i Maneskin sanno cosa fare, ma tolto quello non sanno, quindi... E poi piccolo inciso sui Maneskin, a parte che a me non piacciono, però comunque i gusti sono gusti. Però dire un gruppo mediocre insomma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista che grazie a un management, grazie a una pubblicità è diventato famoso a livello mondiale, cioè, questo vuol dire Sì, tantissimo, il management ha fatto tutto di quello. grande management, non so che sia però... Perché prima aveva una ragazza, una donna che li seguiva fino al primo album, poi hanno cambiato management e lì hanno fatto l'affare veramente. Hanno mandato subito in Europa. Per dire il management cosa conterebbe avere uno, naturalmente che si esponga anche a spendere, perché cazzo non è che sia... però... C'erano grossi capitali dietro. Come? Non è un gruppo così, nato per caso, è molto costruito. La multinazionale. Sì. C'è anche Gucci, c'è i vestiti da pagliacci. C'è qualcosa. Sì, c'è tanti soldi alle spalle. Vabbè, Altrimenti non ci sarebbe una spiegazione. Tornando a Fireball, qualcuno ha qualche curiosità dell'epoca? Io ho una copia. Fantastico, splendido, un applauso. Oh, bellissima la compilation. Questa, ad un concerto al Pio X c'eri tu, Antonio. Fammi vedere, beh, questa me la ricordo. C'eri tu e c'era Nero, ve l'avevo telefonato in trasmissione e poi Veramente l'avete portata. fantastici ragazzi, grazie a tutti, Grazie a voi. grazie mille.